Buonasera a tutti. In questa occasione vediamo le miniere e la geologia della Sardegna legata alle altre due ere, quindi al Mesozoico o era secondaria e al Cenozoico o era terziaria. Questa immagine ve la ripropongo perché sia durante il Mesozoico diciamo l'inizio del Cenozoico, la Sardegna e la Corsica erano ancora diciamo attaccate, inserite in quello che era il bordo sud meridionale del continente europeo di allora. Soltanto all'inizio, diciamo, del terziario si manifestarono le prime grosse fratture, come abbiamo visto l'altra volta, sul bordo del continente, fratture che si aprirono progressivamente e progressivamente questa microzolla costituente la Sardegna e la Corsica si sposterà progressivamente al centro del Mediterraneo occidentale. La posizione, abbiamo detto, verrà raggiunta soltanto più o meno alla fine del Cenozoico, dell'era terziaria, durante il periodo chiamato Miocene. Questa è ancora la carta geologica della Sardegna, quindi le rocce e i terreni che vedremo in questa occasione sono identificabili con questo colore azzurro e soprattutto questo colore giallo e marroncino. Allora, il colore azzurro è quello delle litologie ascrivibili appunto al Mesozoico, mentre quelle giallognole oppure marroncine, che sono le vulcaniti, sono quelle ascrivibili al periodo terziario. Quindi vedremo, diciamo, le litologie calcareo-dolomitiche della zona di Lacconi, perché in quel punto ci sono dei giacimenti appunto appartenenti al Mesozoico, giacimenti costituiti da argille che sono state sfruttate, e poi i terreni ascrivibili al Mesozoico della Nurra, dove vedremo il giacimento di bauxite di Olmedo. Le altre zone azzurrine della carta, soprattutto quelle in prossimità di Baunei ed Orosei, ecco, queste possono essere interessanti dal punto dei materiali, dei lapidei, perché in queste zone, come sappiamo, Orosei soprattutto è attivo e fiorente un distretto di marmi, dove appunto questa attività legata all'estrazione lapidea di questi marmi è molto sviluppata da svariati decenni. Quindi l'era mesozoica o secondaria, che dura circa 180 milioni di anni, la Sardegna subisce delle trasformazioni. Ripeto, è ancora legata a quello che era il continente europeo, quindi le trasformazioni del continente interessano appunto anche quella che poi diventerà la Sardegna vera e propria. Questi fenomeni si manifestano soprattutto fenomeni erosivi, nel senso che in quel periodo la Sardegna attraverserà un lungo periodo di continentalità, di terre emerse, per cui l'azione erosiva si esplicherà soprattutto appunto sulle litologie esposte in quel momento, date, come abbiamo visto, soprattutto da graniti, scisti, i metamorfici e litologie, comunque tutte ascrivibili al Paleozoico. Quindi le formazioni montuose di natura scistosa, arenacea, metamorfosate dai graniti, subiscono un lungo periodo appunto di continentalità dove l'erosione modella e spiana il rilievo. Con l'avvento, con l'ingresso del Mesozoico si va verso appunto il mare avanza di nuovo su queste terre, si ha un'ingressione marina che durerà per quasi tutti i periodi in cui è divisa l'era mesozoica, che sono appunto il Trias, il Giurese e il Cretaceo. Ovviamente non tutta l'isola sarà coperta completamente, ma appunto ci saranno zone emerse, zone che vanno sott'acqua, dove si depositeranno appunto questi sedimenti e quindi queste rocce di natura quasi esclusivamente calcareo-dolomitica che sono ascrivibili appunto ai tre periodi Trias, Giurese e Cretaceo.
Il primo deposito, almeno in ordine di età, in ordine di stratigrafia del Mesozoico, il primo deposito minerario vero e proprio, degno di nota, sono le argille refrattarie caoliniche della zona del Sarcidano, della zona di Laconi, Isili e Villanova Tulo. Questi giacimenti sono posizionati alla base delle formazioni calcareo-dolomitiche dovute appunto all'ingressione di quel mare Triassico-Giurese di cui abbiamo parlato, quindi sul penepiano paleozoico, spianato appunto dall'erosione, si sono deposte in ambiente marino queste argille che sono diventate col tempo dei materiali economicamente sfruttabili. Quindi questi materiali hanno dato luogo per svariati decenni ad una fiorente attività estrattiva. Ecco, questa è un'immagine di una cava nella zona di Laconi. Vedete, se seguite la freccia, al di sopra abbiamo tutto il banco calcareo che ricopre il materiale utile vero e proprio. I banchi di argille sono questi. Questi sono ovviamente scavi, il risultato degli scavi pieni d'acqua. Ecco, sotto questo banco di argille affiorano le rocce del Paleozoico. Come vedete, tutto in giacimento, tutto in giacitura, il giacimento in giacitura suborizzontale, a significare proprio che la base di appoggio di queste argille era proprio il penepiano paleozoico, che era nato appunto dal lungo periodo erosivo prima dell'ingressione del mare, che ha deposto queste argille e successivamente i calcari. Arriviamo al Cretaceo, siamo quasi alla fine del Mesozoico, nel periodo Cretaceo. Durante questo periodo, che dura circa 70 milioni di anni, nella zona dell'Annurra si formano questi depositi bauxitici, che sono minerali misti di alluminio, che provengono dall'alterazione e concentrazione del metallo, dell'alluminio soprattutto, che era presente nelle precedenti litologie calcaree, insomma, del Cretaceo inferiore. Spesso ci sono dei tipi di calcare che possono essere appunto ricchi in allumina. Ecco, questa allumina, a seconda diciamo, per fenomeni chimico-fisici, può essere rimessa in circolazione e rideposta sino a formare, come in questo caso, un giacimento economicamente coltivabile. Questi depositi di bauxite sono diciamo esposti per svariate decine di chilometri quadri, dove però solo in alcuni luoghi hanno assunto spessori e quindi importanza economica, tale da essere appunto coltivati. Questo è successo nell'areale di Olmedo, dove a partire dagli anni 80 è nata un'attività estrattiva, prima a cielo aperto e poi in sotterraneo. Il minerale estratto veniva avviato all'Uralumina di Portovesme. C'è da dire che questo materiale bauxitico non è che fosse di eccessa qualità, diciamo che non poteva competere con le bauxiti, con i minerali che arrivavano dall'Australia e dalla Guinea, però comunque poteva essere utilmente sfruttato e miscelato con minerali più ricchi, almeno per arrivare a certi prodotti che non richiedessero qualità molto, molto alta. Diciamo che la miniera di Olmedo, con alterne fortune, è durata una quindicina d'anni e tuttora versa appunto è chiusa con l'attività appunto ferma in attesa di capire che cosa se ne può fare. Questa è appunto un'immagine degli impianti, questo è l'imbocco della rampa che porta allo sfruttamento del minerale in sotterraneo. Come vedete anche qui si ripete diciamo una giacitura orizzontale. Queste sono le rocce di copertura che sono appunto calcari del Cretaceo superiore, mentre il giacimento vero e proprio lo possiamo ipotizzare diciamo al piano di questa galleria, anch'esso in giacitura orizzontale o suborizzontale. E qui si apre un discorso molto importante per il Sulcis, perlomeno è stato importante
diciamo a partire dai primi anni del 1900 sino almeno agli anni 90 con alterne fasi, anche questo perché come sappiamo il carbone ha avuto fasi di sfruttamento, poi è stato un po' dimenticato, poi è stato ripreso e così via. Comunque andiamo con ordine. Quindi nel triangolo sulcitano, compreso tra i centri urbani di Carbonia, Baku Avis e Portovesme, è presente un giacimento di lignite, già segnalato da Quintino Sella nel 1871. La lignite è un materiale, è un carbone molto giovane, infatti il carbone estratto in queste zone risente ancora, è ancora molto ricco di impurità, di ceneri e di zolfo, soprattutto segno che il processo di carbonizzazione del materiale organico originario non si è completato, come invece è successo per altri carboni molto più antichi. Comunque, solo nei primi decenni del 1900 c'è stata la valorizzazione della risorsa in piena politica autarchica, che è ovviamente dovuta al fatto che per via degli imbarghi diciamo, contro l'Italia non ci venivano più approvvigionati i minerali e le materie prime dall'estero. Ecco. Quindi il giacimento di lignite è di età eocenica. L'Eocene è diciamo, il primo periodo dell'era terziaria e quindi questo giacimento si sarebbe originato, messo in posto e si è formato tra i 60 e i 40 milioni di anni. Esso è costituito da una serie di strati di diversa potenza di carbone alternati a strati di roccia sterile, perché fondamentalmente questi banchi di materiale organico venivano per diciamo, i fenomeni di sedimentazione presenti in quel momento nel bacino di accumulo, venivano alternativamente ricoperti da materiale sterile che poi diventava appunto una roccia sterile. Quindi non siamo in presenza di un unico banco di coltivazione, ma di più banchi e quindi a questo punto l'importanza economica del banco è data soprattutto dal suo spessore e dalla quantità di roccia sterile che è necessario spostare per arrivare appunto alla sua coltivazione. Quindi questo insieme di banchi di carbone utile di roccia sterile è comunque chiamato il produttivo e si estende su una superficie di circa 100 km quadri, è una superficie importante e nello spazio è posizionato ad una quota che oscilla tra i più 100 metri sul livello del mare, quindi affiora a quote intorno ai 100 metri sul livello del mare negli affioramenti in superficie, sino ad approfondirsi nella parte occidentale verso Portovesme sino a meno 750 metri, quindi è conosciuto con un andamento inclinato dalle zone interne da Carbonia ad andare verso il mare dove si immerge raggiungendo quote di meno 750 metri sul livello zero, sul livello mare, infatti perché i sondaggi hanno trovato il banco produttivo anche a quelle profondità. Quindi il bacino carbonifero appunto prosegue in mare. Questa è un'immagine dell'azienda Carboni Italiani, che fu l'azienda creata appunto dal regime per sfruttare questa risorsa ed è la stessa azienda che poi appunto con la politica del regime fascista diede luogo alla nascita in Carbonia della città che tuttora è nata ed è cresciuta e vive fondamentalmente attorno a quello che rimane di questa attività. Questa è un'immagine degli impianti di Serbariu, dei vecchi pozzi di estrazione. Qui invece abbiamo la miniera di Seruci. L'attacco al giacimento fu disposto, si fece da più punti, da più cantieri, e quindi da Serbariu come abbiamo visto e da Seruci. Queste sono ancora appunto una immagine, si vede diciamo le costruzioni attorno alla miniera sono del tipico stile e
edificatorio che contraddistingue i Carbonia. Nuraghe Figus invece è il cantiere più recente da cui è ripartita diciamo, lo sfruttamento del carbone a fine anni 70, primi anni 80, per arrivare più o meno sino ai giorni nostri. L'attività è stata dismessa, l'attività è in dismissione appunto in questi ultimi 5-6 anni. Vediamo adesso le mineralizzazioni legate al ciclo vulcanico oligomiocenico, quindi ci spostiamo da giacimenti nati all'interno della sedimentazione marina, quindi all'interno di rocce sedimentarie, per passare invece alle rocce vulcaniche vere e proprie. Il ciclo vulcanico della Sardegna sviluppatosi soprattutto nell'era terziaria, nel Cenozoico, è concentrato soprattutto in due periodi, nell'Oligocene e nel Miocene, ed è per questo che è chiamato appunto le mineralizzazioni del ciclo vulcanico oligomiocenico. Quindi a partire dall'inizio dell'Oligocene e sino a tutto il Miocene, la Sardegna è interessata da questi importanti fenomeni di fratturazione crostale profonda. Cominciano infatti a delinearsi le cosiddette fosse tettoniche che caratterizzano la morfologia dell'isola da nord a sud. Parlo ovviamente della fossa del Campidano, che da Cagliari è ben delineata sino ad Oristano, e poi della fossa sassarese, che invece è stata ricoperta abbondantemente proprio da formazioni marine e vulcaniche alternate legate a questo ciclo vulcanico. Quindi appunto, mentre la prima fossa rimane ben delineata nel suo sviluppo, quella sassarese invece è progressivamente colmata da questi sedimenti marini e formazioni vulcaniche. Nella sua parte meridionale, corrispondente alla zona del Montiferru e soprattutto all'altopiano di Campera Macomer. Collegate alla messa in posto di queste formazioni vulcaniche ci sono spesso delle mineralizzazioni polimetalliche caratterizzate da minerali di rame, manganese, piombo, zinco, oro, argento e bario, che talvolta hanno dato luogo appunto ad attività estrattiva. Miniera di Furtei. Sul fianco orientale della fossa del Campidano, quindi all'altezza di Furtei Serrenti, sono venute a giorno, si sono deposte delle lave di chimismo trachiandesitico e dei tufi legati appunto ai primi fenomeni appunto di vulcanismo, che soprattutto in agro di Furtei e nella fase terminale della loro messa in posto c'è stata un'ulteriore circolazione di fluidi ricchi di silice colloidale che hanno portato in superficie queste concentrazioni di argento, oro e rame che erano ovviamente presenti nel bacino vulcanico che alimentava questa attività, e queste manifestazioni di oro, argento e rame hanno poi dato luogo ad attività mineraria a cielo aperto degli ultimi 20 anni. Allora, non bisogna però dimenticare un fattore importante, che questi tufi vulcanici erano stati a loro volta interessati da una alterazione successiva che li ha trasformati in argille caoliniche e caolini. Infatti intorno agli anni 50-60 nacque un'attività estrattiva per conto della società genovese Sanac, che sfruttò appunto questi caolini e quindi l'attività estrattiva successiva legata alla presenza dell'oro è nata in una zona mineraria appunto presente, che era nata 30-40 anni prima. Quindi le coltivazioni di Furtei si sono inserite in una zona in cui erano già presenti alterazione del territorio e scavi minerari appunto risalenti alla precedente attività estrattiva per caolino. Questa è una veduta dell'impianto di Furtei. Adesso andiamo all'isola di San Pietro, dove le vulcaniti
che compongono appunto la quasi totalità dell'isola sono caratterizzate, sono accompagnate dalla presenza di manganese. Quindi nell'isola di San Pietro, soprattutto anche non lontano dal centro di Carloforte, rimangono tuttora le testimonianze di questa attività estrattiva legata appunto al manganese. Attività che si è sviluppata nei primi decenni del 1900 per trovare poi il suo massimo sviluppo anch'essa durante il periodo dell'autarchia e infine per opera dell'AMMI, soprattutto nel periodo dell'immediato dopoguerra. Il minerale utile è associato a livelli di ocra, infatti assieme al manganese venivano coltivate anche le ocre, che sono intercalati a queste colate di trachite di età miocenica. Quindi anche in questo caso siamo, come già detto, più o meno alla fine del periodo terziario. Il minerale è deposto diciamo, in concentrazioni o piccoli ammassi in più livelli all'interno di queste trachiti, raggiungendo talvolta tenori economici e quindi che ne hanno giustificato la loro coltivazione. In questa foto dell'isola di San Pietro vediamo che appunto le mineralizzazioni e l'attività estrattiva è concentrata soprattutto nella zona ovest dell'isola, nella zona di Calaficco, con la miniera di Capobecco, il villaggio minerario e poi mentre l'impianto di trattamento era posizionato in questa località Macchione, non distante dall'abitato di Carloforte. Questa è appunto la laveria per il trattamento del manganese estratto in località Macchione. Un discorso a parte, ma altrettanto importante, meritano le acque termominerali della Sardegna. Allora, le acque termominerali, dalla legge minerale italiana, sono considerate delle sostanze minerali di prima categoria. No? Di queste acque la Sardegna ha importanti esempi. Allora, queste manifestazioni, che sono conosciute sin dall'antichità, hanno dato luogo spesso a strutture termali di una certa importanza e altre sono invece utilizzate per l'imbottigliamento di acque per consumo alimentare. Geologicamente sono quasi solitamente ubicate in corrispondenza di grosse fratture tettoniche della crosta della superficie terrestre, per cui queste acque calde, spesso calde, riescono a venire in superficie interessando terreni e formazioni di età successiva, quindi partendo talvolta dal basamento paleozoico sino alle vulcaniti e alle alluvioni del terziario. Per nominare qualcuno degli impianti più importanti, ricordiamo Sardara, Fordongianus, Casteldoria e San Saturnino. Tra le acque minerali, Sacquagotta di Villasor, San Martino, Codrongianus, Santa Lucia di Bonorva, Rinaggio a Tempio, però è acqua legata ai graniti e altre manifestazioni minori. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Io ho cercato di illustrarvi in maniera quanto più semplice possibile quale fosse la storia delle miniere e del patrimonio che appunto ci lasciano. Spesso ho dovuto scegliere un esempio, naturalmente quello più importante, per ogni periodo geologico interessato e trascurando la storia di tante altre, ma ovviamente sappiamo che per la storia mineraria dell'isola è fatta da molteplici esempi, spesso appunto più metalli sono stati estratti e coltivati in più parti dell'isola, però giocoforza non si potevano nominare tutte e quindi vi ho proposto gli esempi più importanti. Io vi ringrazio per avermi seguito in questi 600 milioni di anni e con la viva speranza di poterne riparlare ancora in presenza fisicamente quando si riuscirà, speriamo presto, a tornare a condizioni di vita normali. Grazie a tutti.